Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione antimafia. Oggi a Reggio Calabria i carabinieri del ROS e del comando provinciale hanno arrestato 12 persone indagate per associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata dalle finalità mafiose. Con l'operazione Reale 3 è stato accertato il condizionamento della Coscapelle di San Luca delle elezioni regionali in Calabria del 29 e 30 marzo scorsi. In manette anche il consigliere regionale Santi Zappalà del PDL e 4 candidati, tutti del centrodestra, alle elezioni regionali. Per tutti l'accusa è di aver ottenuto il sostegno elettorale della Coscapelle della 'Ndrangheta, in cambio promesse di appalti alle imprese di riferimento del gruppo criminale, finanziamenti e trasferimenti di detenuti. 9 giorni dopo il marito è deceduta nella tarda mattinata di ieri anche Sonia Gualtieri, 50 anni, di Crotone, che come il coniuge era rimasta gravemente ferita lo scorso 4 dicembre nello scoppio verificatosi a causa di una fuga di gas nell'abitazione familiare in Contrada Margherita, alla periferia nord di Crotone. Dal giorno dell'incidente la donna era ricoverata in gravi condizioni con ustioni di secondo e terzo grado presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Nell'esplosione che ha distrutto l'appartamento è rimasto ferito gravemente anche il figlio 17enne della coppia. Il contratto di rete è il titolo del convegno che si è svolto ieri nella Camera di Commercio di Crotone. Si è trattato di un seminario organizzato da Union Camere Calabria, Confindustria Crotone ed Enterprise Europe Network, durante il quale è stata illustrata una nuova forma tipica di contratto. La strada indicata alle imprese per superare la crisi è quella di creare delle reti tra di loro. La maggioranza consiliare del comune di Reggio Calabria al completo ha convocato una conferenza per far luce sulle presunte difficoltà di bilancio. Per il sindaco Giuseppe Raffa al momento non ci sono le condizioni per definire il bilancio comunale, né il dissesto né il predissesto. Il problema concreto è solo un deficit di liquidità dovuto anche a ritardi nei trasferimenti da parte dello Stato. L'assessore provinciale al lavoro di Crotone ha presentato un importante progetto per la realizzazione di un percorso virtuale di orientamento all'imprenditoria femminile. In pratica si tratta di un portale per le imprese in rosa per realizzare business plan e consultare una guida ai fondi disponibili per il settore. È stato firmato ieri a Reggio Calabria un protocollo d'intesa per realizzare un funzionale centro agroalimentare a Mortara. L'intesa mira allo sviluppo del territorio, ma anche ad una moderna piattaforma per la filiera ortofrutticola al servizio dei produttori, distributori e consumatori. Tra i firmatari, Regione Calabria, Provincia e Comune Reggini. Monsignor Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone e Santa Severina, ha incontrato i giornalisti insieme a Don Pietro Pontieri, responsabile dell'ufficio stampa della Curia, in occasione del suo messaggio di Natale alla città. Quest'anno l'incontro si è tenuto all'interno della Basilica Cattedrale, accanto al Grande Presepe. L'arcivescovo Graziani ha sottolineato il ruolo della famiglia e il valore della fede, solo però se questa è autentica e non solo creduloneria. Infine ha invitato a riscoprire il vero senso del Natale, che non deve essere solo una festa consumistica. Il presidente Mario Oliverio ha presentato il calendario 2011 Provincia di Cosenza, terra di tradizione. Dopo le passate edizioni dedicate alle bellezze paesaggistiche e storico-architettoniche del territorio cosentino, il consueto ed atteso omaggio che l'amministrazione prepara per i cittadini lega i 12 mesi del prossimo anno al tema dell'identità, che nel 2010 si accompagnava a quello della memoria. Grazie agli scatti del fotografo Luigi Celebre, il racconto per immagini assume il valore della testimonianza documentale. È stata inaugurata presso il Museo Marca di Catanzaro la mostra Community, la ritualità collettiva prima e dopo il web, che si potrà visitare sino al prossimo 27 marzo. L'iniziativa, a cura di Alberto Fizza e Luca Panaro, è promossa dalla provincia di Catanzaro, assessorato alla cultura, coinvolti nel progetto 14 tra gruppi e artisti di generazioni differenti.